in diretta per la seconda parte del Mezzo Arte Café con la nostra ospite che ora Barbara ci presenta. Con grande piacere siamo in compagnia di una spumeggiante dirigente scolastica che lavora alla Cremente all'Istituto di Istruzione Superiore, Liceo Scientifico e Tecnico Industriale Statale Enzo Siciliano di Bisignano. Michela Bilotta, grazie per essere con noi stamattina. Grazie a voi. Buongiorno, allora parliamo subito di una bella iniziativa. Intanto una mia curiosità, prima proprio di iniziare a parlare della giornata internazionale della musica, un liceo scientifico ed industriale che si cimenta nelle arti, rappresentazioni, musica. Tecnologia e diciamo è bella questa combinazione. Appunto, è una bel mix. Tra tecnologia e diciamo tra scientifico e tecnico industriale, quindi è una combinazione vincente, dico, perché appena sono arrivata a settembre in questi studi erano un po', diciamo, c'era una separazione netta tra di loro, invece devo dire che a metà anno scolastico c'è stata un'amalgama proprio nella partecipazione a tutte queste attività. Ma la passione per la musica, la passione per la musica sì, dei docenti o anche gli studenti? No, gli studenti, perché c'è una vena musicale, un fermento musicale a Bisignano, una terra di liuteria, no? De Bonis, sì, eccetera. Certo. Ma io poi ho scoperto da una, che Barbara sa perché siete venuti, io vi ho mandato il CD eccetera per una trasmissione, una rappresentazione teatrale che abbiamo fatto a Natale, proprio sono stati ragazzi che hanno combinato tutte le musiche di quella rappresentazione, ma io non mi ero resa conto delle potenzialità. Poi abbiamo presentato un progetto, un piccolo progetto per scuole aperte che hanno finanziato dall'ufficio scolastico regionale. E poi in seguito ci siamo incontrati così per caso con la professoressa Casole, con Gilda De Caro, la preside del Lucrezia della Valle, che ci conosciamo bene, siamo molto amiche, e mi hanno detto di partecipare a questo loro progetto. Conosco la validità di questa insegnante, Patrizia Casole, perché in passato, come presidente della Prologo che tu ricordi, ecco, ho collaborato con Patrizia Casole a Cosenza, sì. E quindi ho detto sì, perché no, dico, i miei ragazzi, vediamo quello che tiriamo fuori. Quando l'ho proposto a scuola abbiamo subito combinato e organizzato questa band, dico come la vogliamo chiamare ragazzi? Ah, dice preside, High School Band, dico va bene, Siciliano High School Band di Bisignano oppure Bisignano High School Band, come volete. E quindi da quel momento è stato un crescendo e veramente loro, ecco, perché la scuola deve essere questo, no? Deve essere di tante attività, deve essere loro. Allora devo dire che loro non la devono vedere come, diciamo, come dire, qualcosa che è soltanto dovere, no? Obbligo, ma devono essere liberi di poterla vivere tutto il giorno. Infatti loro adesso stanno... Il rischio che qualche alunno magari preso dalla troppa passione decide poi di cambiare istituto, di darsi alla musica. Di darsi alla musica, devo dire che questi ragazzi già frequentano sia il liceo scientifico e il conservatorio. Hanno già fatto 6-7 anni di conservatorio, sono 9 ragazzi, ma ce ne stanno altri, ecco perché ho detto, perché no? Dobbiamo trovare, ancora non c'è un indirizzo musicale, penso che sia il Lucrezia della Valle il primo che, ma essendo ex magistrale, l'ha potuto fare. Adesso vediamo a livello ministeriale, perché in tutta Europa, insomma, pare che ci sia questa grande svolta, no? della musica nelle scuole, perché no, insomma, quindi c'è un progetto del genere anche a Bisignano? Sì, io vorrei, cercherò di come disciplina opzionale sicuramente a settembre implementare l'offerta formativa dell'istituto con l'indirizzo musicale. Un indirizzo musicale abbiamo anche nei 2 indirizzi del liceo, da settembre noi avremo la doppia lingua, quindi insieme allo spagnolo, all'inglese, che è già lingua curricolare, studieranno lo spagnolo, quindi hanno scelto loro di farlo, e poi ci sarà il potenziamento delle scienze, per chi voglia poi iscriversi a medicina, farmacia, veterinaria. Noi sappiamo che i test per l'entrata all'università
ha bisogno di approfondire Certo, le perché scienze. tempo fa ci fu proprio uno studio che mise in rilievo questo, cioè i giovani che si affacciano all'Università della Calabria entrano con una preparazione davvero molto per quanto riguarda le materie risicata, scientifiche, sì, Non hanno molta sarebbe il difficoltà. caso di creare anche un feeling, per esempio, con il Conservatorio Cosentino? Ma Giacomo infatti Antonio? quello che già ha fatto la preside De Caro, e penso di già, ecco, mi sono voluta appunto accodare, no, in questa iniziativa, proprio perché ho voglia di fare una cosa del genere, anche perché proprio Bisignano è una terra che me lo... grande vocazione. Sì, proprio grande da questo vocazione punto per di la vista. musica. Assolutamente Non sì. sapete quello che sta succedendo nella mia scuola e quello che succederà lunedì pomeriggio. Grande entusiasmo. Grande entusiasmo Lunedì tutti i pomeriggio, giovani. ecco, tutti i ricordiamo giovani. questo appuntamento. Sì, Il 5 dalle maggio sarà la giornata internazionale della musica, però che giunge al termine di un progetto. Di un progetto che è iniziato a febbraio, concertando. che ha visto praticamente appunto a questa iniziativa che è partita dall'Università della Valle, poi si sono accodate altre scuole elementari, scuole medie e infine Bisignano come scuola superiore. È partito da febbraio e terminerà, che è la giornata internazionale della musica, il 5 di maggio, a Rendano, dove si cimenteranno tutti questi ragazzi di tutte le scuole, si incontreranno al mattino dalle 9 in poi sì. a Rendano, e poi alle 10 continueranno nel centro storico di Cosenza il pomeriggio, e da me, quindi a Bisignano, dalle 17 in poi. Perfetto, quindi nell'aula magna. Andiamo sul pratico. Quali difficoltà, almeno le più evidenti, incontrate nel portare avanti i vostri progetti, che non sono, diciamo, progetti usuali per il mondo della scuola, ma sono un po' particolari? Il budget non è sempre facile, insomma, il discorso sono sempre la poca disponibilità. Quindi noi dirigenti scolastici, oggi non è più come una volta, noi ci dobbiamo appunto barcamenare con le sponsorizzazioni, chiaramente creando un buon feeling con gli enti locali, quello che abbiamo fatto con la provincia e con il comune di Bisignano, che devo dire ci stanno vicini come non mai, sia la provincia, che sono sempre attentissimi proprio, e sia il comune di Bisignano, che che non dovrebbe farlo, insomma, non è, voglio dire, noi sappiamo che i comuni dovrebbero seguire più le scuole elementari e le scuole medie, ma loro sono sempre presenti, accompagnano i nostri ragazzi quando hanno bisogno, il pulmino, adesso per esempio la mattina del lunedì a Rendano, sono presenti in ogni nostra... veramente, abbiamo dovuto fare la 626 per il piano di sicurezza dell'istituto, sì. Avevamo bisogno di un corso di primo soccorso, è venuto l'assessore alla cultura, che è un medico, ed è venuto una settimana nella nostra scuola a fare lezione ai nostri ragazzi. Quindi c'è grande sinergia. Grande sinergia, veramente grande sinergia, e soltanto così si può andare avanti e si può creare qualcosa di positivo. E poi insomma i giovani sono Sì. il futuro, ma soprattutto in realtà come Bisignano, appunto, certo. paesini un po' scollegati dal centro urbano, questo diventa necessario veramente attrarli e tenerli legati hanno al bisogno di avere una territorio. scuola che funzioni, una scuola che sia non soltanto scuola, ma sia un centro dove loro si incontrano, no? Con tutte queste attività. Noi abbiamo fatto il laboratorio teatrale, stiamo continuando grazie ai fondi sociali europei che abbiamo ottenuto, quindi abbiamo iniziato questi corsi praticamente sia per insegnanti, per migliorare le competenze, l'abbiamo mirati all'italiano, alla matematica, le competenze di base per quanto riguarda il biennio, che è appunto l'obbligo scolastico, e poi per quanto riguarda il triennio abbiamo continuato con il laboratorio teatrale, che è iniziato già a ottobre con quella rappresentazione a dicembre, terminata, e adesso faremo una rappresentazione della Mandragora. Abbiamo fatto la trasposizione dalla lingua antica al bisignanese, per riscoprire proprio anche il dialetto. No, ma proprio perché cercare di far convergere anche quei ragazzi meno volenterosi, no? Quindi e faremo una rappresentazione grazie al sindaco di Cosenza al Teatro Italia. Il Teatro Italia è il 13 di giugno, quindi saranno invitati i genitori, amici, alunni. Ma il punto d'arrivo per la dirigente Michela Bilotta, qual è il punto d'arrivo? Cosa si prefigge lei a lungo termine questo? Le iniziative di ora? Creare una scuola di qualità, questo soprattutto, perché la scuola veramente è arrivata
cioè Barbara lo sa, ho tutto sempre fatto con tanto entusiasmo. Assolutamente. Quindi io rimango in corsa fin tanto che il mio entusiasmo è vivo. Cioè l'entusiasmo, poi mi permetto di dire, anche tanta preparazione, cioè il problema di una scarsa qualità della scuola di oggi. Tu mi hai conosciuto come docente? Io ho conosciuto, sì, assolutamente, è stata mia docente per altro per 3 anni. Scuola, l'improvvisazione. Devo dire che i ragazzi l'approssimazione. Sì, ci vuole molta formazione. I ragazzi si appassionano a quelle materie, ma non perché una materia piace più dell'altra, ma perché un docente riesce in quella materia a dare più di un altro docente in un'altra materia. Certo. Cioè, ecco, l'entusiasmo. Si deve creare quel feeling e quel rapporto, veramente quel feedback continuo tra insegnante e discente che purtroppo oggi non c'è, è difficile trovarlo. È importante che il dirigente scolastico faccia da traino. Da traino, questo entusiasmo. Noi abbiamo creato una sia venuta meno la formazione continua sul docenti oppure la motivazione dettata anche da evidentemente tagli finanziari. L'uno e l'altro, ma anche poco entusiasmo da parte del dirigente. Allora, noi salutiamo intanto la bella ragazza di Dolce Capricci che porta la colazione, grazie e buongiorno naturalmente. E questo è uno spazio che ci consente di aprire una parentesi sul meteo di dolce e pieno di capricci, insomma. È vero, sì. Vabbè, però anche non lo faccia spazio tempo. Anche lo spazio per aprire il meteo e questa volta internet non ci consente di aprire la solita pagina che è quella più animata e quella diciamo migliore. Perché è attendibillissimo, vero? Sì, certo, quella è molto attendibile. Speriamo che questo lo sia anche, però è un'unica schermata che ora la regia penso vi mostrerà. Si vede la Calabria come si vede però il resto dell'Italia. In Calabria vedete c'è sole pieno, quindi questo weekend che è iniziato già non dal 1° maggio ma ancora prima, c'è addirittura gente che se lo trasporta dal 25 aprile, ha fatto un tutt'uno, quindi è all'insegna del bel tempo. Mi dispiace per questa mattina, non posso dirvi di più perché l'unico sito che sono riuscito riguardo le temperature, pescare, ma già a pelle, uscendo da casa capirete che molto probabilmente più della primavera l'estate sta prendendo piede. Vanno rialzandosi lentamente, però si stanno cominciando a rialzare, c'è la primavera che ormai diciamo è un fatto compiuto, io dico anche finalmente visto che siamo al 3 maggio. Io dico fortunati i ragazzi dell'istituto di Bisignano, scientifico tecnico industriale, perché vedere un dirigente bello, con gli occhi così pieni di entusiasmo e che coinvolge i giovani in quelle arti che così tanto piacciono ai giovani, la musica, lo spettacolo, veramente diventa un collante importante, si crea quella squadra che lei diceva in molti istituti manca. Infatti, ecco, infatti l'altro giorno sono andata in televisione, Telecassano, sono andata in una squadra, la mia squadra, i miei collaboratori con i ragazzi e quindi loro hanno detto senza che nessuno avesse detto nulla. Dice iscrivetevi a questa scuola perché si sta proprio bene. Ma poi lei è stata per molto tempo contenti, in effetti è stata una cosa incredibile perché noi non avevamo detto nulla proprio, no, hanno parlato della loro band. Perfetto, dico lei è stata per molto tempo docente per cui adesso nel ruolo di dirigente non dimentica. No, proprio no. Per cui riesce anche sono passata dall'altra parte però al di là però mi rendo conto che insomma la responsabilità del dirigente che ha la visione globale, no, di tutto, di come far andare, di come dirigere, insomma, eccetera, a volte insomma non è facile. È una bella scommessa. Le decisioni che si prendono non sono capite su